I club service rinnovano i loro vertici. Lo ha fatto ieri sera il Rotary Club di Agrigento nominando Filippo Napoli nuovo presidente. Subentra ad Alfonso Lozzito che assume la carica di past president. Del nuovo direttivo fanno poi parte il segretario Salvatore Lagaipa, Angelo Vita, tesoriere, Jana Simpanen, prefetto, segretario esecutivo Salvatore Alaimo. Il past president Alfonso Lozzito, dopo aver illustrato le innumerevoli e significative attività svolte che hanno riscosso un grande consenso coinvolgendo i soci e gli ospiti convenuti, ha passato il collare al presidente Filippo Napoli che ha illustrato i temi del programma che vedono le 7 aree di intervento del Rotary International al centro dei progetti dell'anno. È intervenuta concludendo la serata Cinzia D'Amico, assistente del governatore distrettuale Sergio Malizia. E altro passaggio della campana per il Lions Club Licata che ha nominato il nuovo presidente. È Dario Gaglio, sindaco di Camastra e al vertice del Gal Sicilia, che subentra a Lavinia Cacciatore. All'evento hanno preso parte numerose autorità leonistiche e civili, tra cui il presidente del club di Malta. Durante la cerimonia, il neo presidente ha presentato lo staff che lo accompagnerà nel suo mandato: segretario, Angela Licitra, tesoriere, Marco Zimmile, cerimoniera, Tania Cacciatore. Nel suo emozionante discorso di insediamento, Gaglio ha espresso gratitudine verso la presidente uscente. Ha poi aggiunto: «Grazie per la fiducia che avete riposto in me, è un dono prezioso che mi sprona a dare il meglio. Essere chiamato a rappresentarvi è un onore che mi commuove e mi investe di una profonda responsabilità». Il Lions Club Licata si prepara così ad affrontare un nuovo anno all'insegna della solidarietà, del servizio e della condivisione. Nel corso della serata sono stati conferiti i Melvin Jones ad alcuni membri del club.